Nella mia panetteria già ormai da 13 anni produciamo il Louadel, che è il prodotto che rappresenta Pomponesco, che è questo pane particolare, pane sfogliato, che praticamente si produce solo qui a Pomponesco e nei paesi solo limitrofi. Cerchiamo di portare avanti la tradizione facendo apprezzare questo prodotto, e da quest'anno, assieme a altri 13 amici, abbiamo fondato la confraternita degli amici del Louadel, perché vogliamo non solo tenere questo prodotto particolare all'interno di Pomponesco e quindi nei posti limitrofi, ma anche allargarci al di fuori in tutta Italia. Infatti ci siamo iscritti alla FICE, che è la Federazione Italiana Confraternite Enogastronomiche, per poter farci conoscere molto più largamente, anche in tempi un po' più veloci, ecco. Le confraternite cosa sono? Sono delle associazioni senza fine di lucro, formate da appassionati che hanno come scopo quello di mantenere vive le tradizioni territoriali dei nostri borghi d'Italia, di cui l'Italia è piena, e hanno, l'obiettivo quello di studiare le nostre tradizioni, mantenerle vive e cercare di consegnarle alle future generazioni spiegando le proprie origini. Quindi lo studio dell'enogastronomia è lo studio della cultura italiana, perché legata ai prodotti tipici del nostro territorio si studiano le peculiarità dei nostri singoli territori e quindi le nostre origini. La confraternita degli amici del Louadel sono l'ultima confraternita che a livello temporale che è entrata nella nostra federazione. La nostra federazione rappresenta circa 140 circoli in tutta Italia, dalla Sicilia all'Alto Adige. Questa confraternita ha lo scopo e la peculiarità di far conoscere un prodotto antico che probabilmente era andato anche dimenticato, e grazie alla loro opera si sta cercando di rispiegare queste cose. La confraternita è nata perché Pomponesco è sempre stata conosciuta grazie a questo pane sfogliato, a cui viene aggiunto nella sfogliatura lo strutto, che è un elemento importante dell'allevamento del maiale di queste zone. Quindi veniva usato questo pane per provare la temperatura del forno quando si cuoceva ancora il pane nelle nostre cascine. Il Louadel viene preparato come un impasto di pane, può essere con lievito o senza, e ad ogni strato di sfoglia viene aggiunto lo strutto. Poi viene cotto, quindi risulta una torta sfogliata salata, che viene abbinato di solito ai salumi. È stato sempre servito nella trattoria da Saltini in piazza Pomponesco da almeno 50 anni, e da 20 anni viene riproposto da questo forno il cesto di mentore e virna, che prima lo proponevano solo di domenica come pane della festa, e oggi viene riproposto più spesso. È stata un'idea di mio papà quando abbiamo aperto il ristorante, e lui si ricordava di questa specie di pane che mangiava quando, facendo il sarto, andava in giro per le corti a provare gli abiti. Ha incitato mia mamma a provare a farlo, e lei dopo 2 o 3 tentativi è riuscita a ricordarsi come facevano, e abbiamo cominciato di lì, e da lì sono 50 anni praticamente che il nostro ristorante lo facciamo.